affrontano. Noi siamo in presenza di un cambiamento fortissimo della demografia, per cui a un picco in negativo della natalità corrisponde un eccesso degli anziani. E quindi che significa? Che più aumentano gli anziani e più c'è bisogno di un'assistenza. E questo riguarda soprattutto i cosiddetti anziani non autosufficienti. Sapete quanti anziani non autosufficienti che hanno superato, permettetemi questo termine, la commissione multidimensionale, per cui sono pronti per entrare nell'RSA? Nel Veneto ci sono 10.000 anziani non autosufficienti che aspettano di entrare in queste strutture. E siccome la gradatoria si allunga sempre di più, i fortunati che riescono ad entrare dentro sono quelli che già hanno un piede nella fossa. Tant'è che i dati, non io e né tantomeno Renzo, ci dicono che la permanenza media in queste strutture è di 7 mesi, quando anni fa si poteva stare anche anni. E purtroppo le cosiddette impegnative di residenzialità, cosa sono le impegnative di residenzialità? Sono le quote, i soldini che la regione assegna alle USL e le USL all'RSA per ogni ospite. 52 euro al giorno, la parte sanitaria. La parte alberghiera è a carico dell'ospite, qualora sia in condizione economica di poter pagare la quota, altrimenti intervengono i comuni. E quindi manca un progetto sulla residenzialità e manca un progetto sulla domiciliarità. Sulla domiciliarità, Renzo, bisogna aggiungere anche questo, che il sistema del welfare fai da te o del badantato non funziona più. Non abbiamo più tanti ingressi dall'Ucraina o dalla Moldavia e le badanti di oggi stanno diventando anziani anche loro, non solo, ma restringendosi il nucleo familiare, non più quelle famiglie seminumerose dove i figli facevano anche da ammortizzatori sociali. Ormai sempre di più abbiamo famiglie mononucleari e non hanno quei redditi da potersi permettere la badante. Quindi questo sistema sta crollando e non abbiamo misure sufficienti atte per poter far stare queste persone all'interno della propria abitazione, perché è lì che si gioca l'allungamento della vita. Qualsiasi anziano, ma non solo, anche noi, allontanati dal contesto della propria abitazione e messi in un altro posto, si sta male, si sta male. Quindi questo è un altro dei punti che noi porteremo sabato prossimo. C'è questa urgenza, c'è questa necessità.